sempre da Mario qua ha cercato, che era un po' ciccante, guarda. E guarda, veda Don Camillo e veda io la stessa roba. Camminava anche sotto, come Don Camillo. E già sta in guerra, già sta per io. Nella prima guerra. E se mi vedeva parlare, se mi vedeva, mi chiamava e veniva a mettermi in castigo davanti al coso, e dopo dottrina, se non ti sapevi le domande, però ora, ma siccome che mi leggevo anche se trovavo una carta del Caramè, quando mi ha detto che domande che era sempre qui, come facevo non sapevo la memoria, la mia memoria era abbastanza vispo e mi trovava sempre che sapevo, ora diceva guarda un fiore, un comunista, e mi diceva, sì, mi umiliava davanti a perché era un delinquente, per offendere, no, e guarda, era con andavo fuori e mi diceva comunista, ho detto che battuva un tosato a uno là. Ma chi diceva comunista? Tu stai, no? Perché il prete mi diceva, guarda, se un fiore di un comunista che la sapere, questo è quasi che non si va a sapere, mi diceva, guarda, se un fiore di un comunista che sapere tutte le domande, e sti fiori di sti bigotti qua, non che ne sapeva una. Erano con andavamo fuori, non tutti, che altri, ma uno o due. Io bastonaio, tante che botte, ma tante che botte, che mi c'era, però mi sapevo difendere. E dopo vediamo se vieni, mi veniva su papà e sua mamma a dirmi parole per cosa che ho dato, perché ora che dicevo che da casa che ho detto mia mamma, allora che mi pare, allora che ho dato a cosa, sul fiore del sacrestano, perché? Perché mi ha detto che sul fiore di un comunista che so domanda del Torino, devo dirti bravo, invece no, invece mi ha detto così mi ho dato, perché non sapeva cosa che vuoi dirmi comunista, e dirmi comunista a me, che dopo mi pare quasi che sia stato comunista, non so, ma mi pare non ho mai fatto casini, andare, io forse il suo andava a lavorare dove che lo chiamava, e faceva tutto un po' di materiale per me. E sto qua, e ora doveva premiarmi, no? Era la suora che mi diceva domani, diceva guarda che stanno, te ciappi il primo premio, perché te sei, non aveva mai dato il primo premio, no? E io ho dato un altro, e ora mi ha detto mia madre, te vedo trinativi, non ho più. Perché mi toccava andare, no? Se no veniva torno a casa, perché stavo a passi da accesa, no? E no, ho detto, finché si invia a me, te vai messa e anche la dottrina. Va bene, ho detto, fino a 18 anni, tale che con 18 anni fa quello che vuoi, non so più andare in chiesa. Perché a volte là mi va ai funerali, per rispetto dei morti, per solidarietà, perché se è il minimo che te puoi fare verso una persona che muore, va anche al rosario, si fa a sera, ma in chiesa non so più andare. Praticante diciamo non so più. No, perché non credo perché non si comporta così, con un tosotello di 10 anni, 9 anni. Non si comporta così, perché io rimango sempre violento nel dire chi deve fare così, deve fare qua. Ma che fosse stato anche perché proprio suo papà era, no, suo fratello era stato partigiano. Mio fratello sicuramente era comunista, perché erano tutti comunisti in quel periodo, se no non si andava perché i democristiani non dava, certo. Eppure quella brigata lì era giustizia e libertà, sì, era quella di Parri. Vabbè, comunque mio fratello sicuramente non era democristiano. Ma io la carriera su perché mio padre non andava a messa, no? Mio padre non si è mai andato a messa.